Con un gol per tempo il quotato Gela espugna il Nino Lombardangotta e interrompe la striscia positiva del Marsala 1912. Al 40° minuto il vantaggio di Vincenzi e all'82° il raddoppio su punizione di Concimano regalano i 3 punti alla squadra di mister Cacciola, che conferma nel dopogara di aver giocato la miglior gara esterna della stagione contro una compagine che ha comunque venduto cara la pelle. Ma andiamo con ordine. All'8° minuto, sugli sviluppi di un calcio di punizione, la palla arriva sui piedi di Martorana, che dalla lunga distanza tenta la conclusione. Sfera alta sulla traversa. Al 17° minuto, primo straordinario intervento di Faraone. Calcio di punizione per il Gela, battuto da Capitan Privitera, palla sui piedi di Savasta che controlla e calcia. 5 mani nel tentativo di liberare, impatta malissimo e rischia un clamoroso autogol. Provvidenziale il numero 1 azzurro. 2 minuti dopo la più bella azione costruita dal Marsala. Martorana mette in movimento Mangiaracina sull'auto di sinistra. Colpo di tacco di quest'ultimo che chiude il triangolo, ancora un assist di tacco di Martorana per Mazzeo che si è ben sovrapposto, cross e tiro a volo di Angileri. Tutto molto bello tranne la conclusione con la palla alta sulla traversa. Al 24° il giovane Trifolò mette in movimento De Luca, partito in posizione regolare, che invece di servire Mangiaracina ben posizionato si mette in proprio, converge e calcia debolmente. Facile l'intervento di Colace. 2 minuti dopo ci prova Giardina da fuori, il tiro però termina a lato. Al 40° minuto, come detto, il gol del vantaggio. Maidana serve in verticale Savasta che controlla bene e si libera del diretto marcatore. Perfetto l'assist per l'accorrente Vincenzi che entra in aria e a tu per tu con Faraone non fallisce, supera il portiere in uscita. Rotto l'equilibrio, il Gela si rende pericoloso in altre 2 circostanze. Prima su un cross di Concimano, Gigante bravo a controllare il pallone ma calcia alto sulla traversa. 2 minuti dopo Concimano di testa fa un perfetto assist per Vincenzi che da buona posizione colpisce debolmente e Faraone neutralizza. Prima del riposo, proteste del Marsala per un intervento duro di Privitera, già ammonito al 7° del primo tempo. Il signor Mastro Simone però non lo giudica da giallo che sarebbe costata l'espulsione al capitano gelese, e sulle reiterate proteste degli azzurri ammonisce invece mister Brucculeri. Nella ripresa il Gela, forte del vantaggio, amministra bene la partita e al 55° si rende pericoloso ancora una volta con Vincenzi che, ben servito, calcia al lato. Al 63° ancora ospiti pericolosi, cross di Arcidiacono e perfetto colpo di testa di Savasta, attento Faraone. Al 66° Faraone si complica la vita avventurandosi in un difficile dribbling fuori aria, bravo comunque a rimediare. 3 minuti dopo il Marsala in gol con Mangiaracina, l'arbitro però annulla per la posizione regolare di partenza di De Luca, ben servito in profondità da Angileri. Il numero 9 calcia, la palla si infrange sul palo e Mangiaracina da buona posizione insacca con un facile tap-in. Gioia smorzata per la bandierina alzata che sanziona l'offside dell'attaccante azzurro. Tra il 73° e il 74° ancora Faraone protagonista. Prima devia in corner un'insidiosa punizione di Maidana e sugli sviluppi dello stesso calcio d'angolo para con i piedi un colpo di testa di Concimano. L'ultimo sussulto azzurro al 77° con Angileri che calcia con il mancino da fuori aria chiamando in causa Colace che neutralizza a terra. All'82° il raddoppio del Gela direttamente su calcio di punizione. Straordinaria la traiettoria disegnata da Concimano che calcia forte sopra la barriera. Faraone vola, tocca anche la sfera ma non può fare di meglio. Palla all'incrocio e raddoppio dei ragazzi di mister Cacciola. Al triplice fischio applausi per Genesi e compagni che hanno onorato la partita contro una corazzata allestita per vincere il campionato e nonostante la sconfitta hanno dimostrato di avere le carte in regola per disputare un ottimo girone di ritorno.